mi guardi con gli occhi dell'amore. Riva del Sile tra Palazzo Rinaldi e le Mura, pescatori e allievi per un giorno alle prese con canne, ami e trote. Si rinnova in pieno centro città l'esperienza offerta a una ventina di persone diversamente abili dall'Associazione Pescatori del Sile in una location nuova e più comoda offerta dal comune. La pesca è andata anche bene, quindi c'è molta soddisfazione. Abbiamo scelto questo sito perché è il più sicuro e il più rappresentativo della città di Treviso. Abbastanza bene, dai. Siamo soddisfatti. Ne ho presa una, ma perché sono arrivato un po' in ritardo. Diciamo che ho avuto un po' di fortuna all'ultimo. Com'è, è stato divertente? Sì. È una bella esperienza che rifarebbe? Sì. Ti piace questa attività, la pesca? Sì, tanto. E sei riuscita a pescare qualcosa? 3 pesci. Ti sei divertito? Sì, e poi tanto. E hai anche, vedo, del pesce. Sì, e 3. Però, e qual è il segreto? Star qua ad aspettare? Sì, Avere un po' di pazienza? sì. È bello pescare qua in città, proprio in centro, no? Sì, È un'attività che le piacerebbe ripetere? sì. Ottimo. E anche qui? Sì, ho preso già 2 pesci e sono appassionato di pesca, vado sui laghetti artificiali. Senta, e qual è il segreto? Muovere bene il pesciolino. È una bella attività? Sì, meravigliosa. E col sole ancora meglio. E vedo una bella borsa piena. Sì, Com'è a fare da istruttore? Bene, bene, mi piace. Mi piace, è una cosa che non si può descrivere. Quest'anno abbiamo avuto la disponibilità da parte del comune di usare questa location che è sicuramente più idonea perché i ragazzi sono più sicuri, più tranquilli, una soddisfazione incredibile. Bello, bello, vogliamo ripeterlo e speriamo che ci siano sempre più partecipanti. Guardi sulle mani.